Il movimento dei poliziotti democratici e riformisti, attraverso un comunicato del suo segretario generale Antonino Alletto, interviene oggi sulla distribuzione del personale della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale. Deve essere equa e programmatica e no a decisioni emozionali e populiste. È al vaglio e quindi alla firma del nostro capo della polizia Vittorio Pisani, direttore generale della pubblica sicurezza, il piano di distribuzione del personale appartenente al ruolo degli ispettori e degli agenti e assistenti da immettere sul territorio italiano. Vogliamo precisare, afferma Alletto, che la carenza di personale è omogenea e catastrofica presso tutti gli uffici di polizia dislocati sul territorio nazionale. Non vorremmo quindi che le spinte emozionali causate dai recenti episodi criminali in alcune realtà territoriali possano in qualche modo influenzare le imminenti decisioni su dove dislocarle da parte del Ministro dell'Interno congiuntamente al nostro capo della Polizia. La criminalità, continua Alletto, e i problemi di ordine pubblico sono in crescente numero dappertutto e non è immaginabile che l'immissione in ruolo di giovani agenti di polizia possano confluire per la maggior parte in un solo contesto territoriale. Occorre sanare delle situazioni che da tempo aspettano una risposta concreta da parte del centro. Confidiamo pertanto all'equilibrio fino ad oggi dimostrato dal nostro capo della polizia e dal ministro dell'Interno. Questo, in conclusione, quanto dichiarato dal segretario generale del sindacato dei poliziotti democratici e riformisti Antonino Alletto.